Anche nel campionato di promozione Gironi A mancano 7 gare alla conclusione della regular season e la situazione per il salto di categoria rimane apertissima per l'unico posto disponibile. Con un punto di vantaggio l'Unitas Sciacca capeggia la classifica generale, inseguita ad un punto dalla Folgore ed è a 3 dal Casteltermini. In questo turno la compagine saccense sarà ospite del Camarat al Salici. La Folgore riceve in casa la Gattopardo, mentre il Casteltermini sarà di scena a San Vito Lo Capo. Sulla carta chi dovrebbe soffrire di più la compagine di Pino La Bianca, che dovrà stare attenta alle folate offensive della compagine trapanese. Tra l'altro a 3 punti dal Casteltermini insegue la Mazzarese, che dovrà vedersela in casa con il Lascari. Per quanto riguarda l'altra agrigentina di questa categoria, vale a dire l'Empedoclina, affronterà allo stadio Tomaselli di Pian del Lago la Nissa. Con la squadra bianco-scudata giocano vecchie conoscenze calcistiche nostrane come Mariano Cordaro e l'agrigentino Marco Sciacca. Si ritorna a giocare nei campionati minori ed in prima categoria la giornata riserva molti scontri di un certo livello. Partiamo dal battistrada, il capolista Gorgonia gioca tra le mura amiche contro il Sant'Anna di Enna, mentre l'Atletico Favara sarà di scena a Villarosa. Per entrambe è d'obbligo la vittoria. Derby interessante al comunale di Raffadale, dove si affronteranno la squadra di casa, attuale terza forza del torneo, con il Gemini. Derby tutto Nissena a Caltanissetta, dove si disputa lo scontro con il Master Pro di San Cataldo, mentre a Racalmuto altro scontro fratricida con il Ravanusa. In seconda categoria girone E, prova di forza per la capolista sommatinese, che sarà ospite di un agguerritissimo Don Bosco Mussomeli, che si trova in seconda posizione. La prima delle squadre agrigentine che si ritrova in terza posizione è l'Atletico Montallegro, che inizierà il nuovo percorso sul difficile terreno dell'Acquaviva. Anche l'Alessandria della Rocca, attuale quarta forza del torneo, giocherà fuori casa a Riesi. Chi invece giocherà tra le mura amiche è l'Eraclea Minoa, con il Marianopoli. La squadra nissena ha di recente perso il proprio capitano Gaetano Fiorella, deceduto in seguito ad un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. Il giovane aveva solo 35 anni e si sarebbe dovuto sposare tra qualche mese.